Ben ritrovati a Cattolici dintorni. Oggi parleremo della partecipazione dei genitori alle scelte educative che la scuola mette in atto ogni giorno. Fino ad oggi la presenza dei genitori nella scuola è stata soprattutto formale, facendo così mancare un importante contributo pedagogico educativo. Ecco perché secondo il professor Luigi Pati è indispensabile promuovere una circolarità tra famiglia e scuola. Ascoltiamolo in questa intervista. Professor Patti, qual è la situazione bresciana e italiana del rapporto scuola-famiglia? Diciamo che se partiamo dal presupposto di esaminare la situazione locale dobbiamo dire che ci sono delle isole felici. In molte scuole della provincia di Brescia la realtà è estremamente positiva. Altre scuole lasciano invece un po' a desiderare. Diciamo che la situazione tanto su Brescia e provincia quanto a livello nazionale, per adoperare un'espressione ad effetto, è a macchia di leopardo. È ben vero però che se noi, come cercheremo di fare nell'ambito di questo convegno, diamo uno sguardo a livello europeo, la situazione italiana somiglia molto a quella degli altri paesi d'Europa. Questo abbiamo avuto modo di appurarlo conducendo un lavoro di ricerca con alcuni rappresentanti di altre sedi universitarie a livello europeo. Tra l'altro mi piace anche dire che il volume che è in corso di pubblicazione da parte dell'editrice La Scuola uscirà tra qualche settimana, proprio sul tema del rapporto scuola-famiglia. La cosa però interessante che noi come Centro di Pedagogia della Famiglia dell'Università Cattolica possiamo rilevare a questo riguardo è il risultato che abbiamo ottenuto attraverso una ricerca-azione che abbiamo concluso l'anno scorso e che abbiamo svolto presso alcune scuole dell'infanzia del Comune di Milano. Qui abbiamo svolto questa ricercazione incontrando sia educatrici dell'infanzia, sia educatrici di asilo nido, sia genitori. È stato interessante vedere come il tema della corresponsabilità educativa, che possiamo considerare come il gradino più alto del livello di partecipazione, possa effettivamente essere raggiunto a patto che scuola e famiglia intraprendano vie nuove di partecipazione. Che indicazioni possiamo dare noi ai genitori e agli istituti scolastici per migliorare questo rapporto? Dal punto di vista metodologico direi che alcune indicazioni possono essere ricavate soprattutto dalle esperienze. Noi abbiamo visto che in base alle esperienze partecipative che si sono svolte presso alcune scuole sia italiane sia straniere, il coinvolgimento della famiglia nell'ambito della scuola, quindi il rendere corresponsabile la famiglia di alcune iniziative di carattere scolastico, farla partecipare alla elaborazione di progetti educativi, allo svolgimento di alcune attività, alla chiamata in causa della famiglia nella definizione di alcuni contenuti di carattere educativo, risulta essere estremamente significativo. Da parte degli insegnanti molto spesso c'è la percezione dei genitori come soggetti ingombranti, non come dei collaboratori. Allora a questo punto direi che sarebbe opportuno che ogni singolo istituto elaborasse al proprio interno delle modalità specifiche in riferimento anche a quello che è l'utenza e quindi i soggetti che in essa partecipano. E ora vi proponiamo l'intervista a Claudio Gabriele, produttore del minifilm di Wim Wenders Il volo, dedicato all'immigrazione, film che è stato proiettato in Cattolica su iniziativa della CCDC.
questa terra della quale così facilmente, per motivi anche sacrosanti, si parla così male, questa volta c'è stato il presupposto per parlarne bene. Io ho imparato a conoscere Calabrese, ho imparato a conoscere il territorio, splendido, e questa gente buona, brava, gentile, accogliente veramente. E quello che si racconta nel film è una dimostrazione palese. Questi con il cuore hanno fatto le cose, continuano a farle, e mi riferisco da Mimmo Lucano, la sua associazione e a tutto il paese, riescono a ottenere un risultato che, come diceva Wim Wenders, no? È di insegnamento a tutto il mondo. È vero, questa operazione è difficilmente percorribile e replicabile in una metropoli, però in questi posti può accadere. Che cosa mi è rimasto? Adesso posso usare la parola rimasto, mi è rimasta una grande nostalgia di quell'atmosfera, di quello che respiri con loro, la loro semplicità, la loro dignitosissima povertà. Un giorno una persona che poi è diventata un amico mi diceva: ma sai Claudio, alla fine qui bisogna tornare, questa è la terra, da qui si fa il pane, da qui si fa l'olio. Allora voglio dire, la gente si sorprende per quello che io ho fatto, ma sono io che mi sorprendo. Ma che c'è di strano se qualcuno che ha bisogno d'aiuto tu glielo dai? Allora di fronte a queste sintesi, a queste verità così, ti accorgi che questo è il mondo, gente semplice, gente che si alza la mattina con l'idea di avere la possibilità di poter lavorare e forse avere anche poi un temporale che gli distrugga il raccolto, ma è gente che vive con l'anima prima di vivere con la testa. L'altra esperienza che è legata ovviamente a Riace è quello che si può fare con il cinema, o che si potrebbe fare anche con la televisione. Parlare e dire delle cose che possono contribuire veramente a un mondo migliore. È ora che non facciamo credere ai ragazzi giovanissimi che la vita è veramente una PlayStation e che internet è questo mondo che ovviamente è molto più attraente per loro. Ma e poi che cosa lascia, che cosa rimane? Qui ti rimane qualcosa se vedi questo film. Non è normale che un regista poi si cimenti in queste cose, perché non arrivano soldi con questi film, il sociale non paga nel cinema, però se hai un'anima, e non tutti ce l'hanno, come lui, e allora fai queste cose che sono delle poesie, sono dei piccoli capolavori, insomma, no? Perché uno come lui, con il suo nome, può, no? Creare. Io dicevo alla sera della conferenza stampa che avevo sentito questa poesia russa molto bella di questa lumaca che cammina e non si sa bene neanche dove vada, ci sono tante asperità, però alla fine la scia la lascia. È quello che abbiamo fatto noi. Partendo in una direzione, arrivati in un'altra, però un segno forse l'abbiamo lasciato. E ora vi consigliamo qualche libro da aggiungere alla letterina di Santa Lucia. Cara Santa Lucia, dedichiamo questa puntata di libri in pillole ai bambini per aiutare Santa Lucia a scegliere i regali per il 13 dicembre. Iniziamo da questo pesante libro rosso che contiene 1001 libri da leggere prima di diventare grandi.
Il libro è infatti una rassegna delle pagine significative o più significative della letteratura per ragazzi. Contiene le storie più importanti che vengono da tutto il mondo, che vanno da fiabe tradizionali ai moderni libri fantasy. Insomma, libro importante e interessante anche per capire con che storie siano cresciuti i bambini stranieri. Questo è 1001 libri da leggere prima di diventare grandi. Ed ora il libro avvincente e coloratissimo. Il protagonista è piuttosto ingombrante, pesante, si chiama Elmer ed è un elefante. Giocherellone simpatico e viaggerà un sacco, persino sui trampoli. Conoscerà molti animali, fino ad incontrare lei, Rose, un'elefantina tutta rosa. Questo è Elmer di David McKee. Ed ora il libro avvincente e divertente. La protagonista è lei, Pimpa, che con le sue avventure partirà dal Polo Nord per arrivare fino allo spazio. E poi ancora su una nave da crociera e ancora nella giungla. Insomma, tutte le sue avventure in un libro stimolante e divertente. Lei è Pimpa. Bene, anche per oggi è tutto, vi do appuntamento la prossima settimana, il venerdì alle 20:45 su Teletutto. Per chi volesse rivedere i nostri servizi sono disponibili su UCAT. Grazie per essere stati con noi.